Cedimento strutturale sembra essere questa la spiegazione emersa dal supplemento di indagine delle autorità macedoni sulla tragedia del Piper dell'Aeroclub di Treviso, precipitato il 6 settembre del 2016 vicino a Skopje. Morirono in 6, l'allora presidente dell'Aeroclub Francesco Montagnier, il suo vice Dario Bastasin e poi Luca Dalle Mule, Angelo Callegari, la veneziana Ilaria Berti e Visar De Gai, kosovaro con cittadinanza italiana. Erano diretti a Pristina per festeggiare la fondazione dell'Air Kosovo, un club di volo fondato anche grazie all'aiuto dei trevigiani, ma a destinazione il velivolo non è mai arrivato. Si era parlato di condizioni meteo avverse, ma la spiegazione non convinceva appieno. In mancanza della scatola nera della quale il Piper non era dotato, è impossibile determinare con certezza assoluta cosa sia accaduto, ma dagli ultimi rilevamenti ed accertamenti condotti dalle autorità macedoni sull'incidente aereo pare che l'unica spiegazione plausibile sia proprio quella del cedimento strutturale che in pochi secondi ha trasformato il volo in tragedia.